Siamo in collegamento audio con Luca Sardella, conduttore televisivo, agronomo, cantautore e naturalmente cantautore molto apprezzato, io me lo ricordo da ragazzo ancora. Ciao Luca! Ciao, bei ricordi, ma i ricordi non muoiono mai. Quindi è un piacere sempre ascoltarvi, sentirvi e mi fa piacere anche adesso riportare a voi anche qualche CD che non avete, nuovo, quello che sta uscendo anche, quindi perché vi stimo molto, vi voglio molto bene. Io guarda, ti apprezzo moltissimo perché sei una persona straordinaria. Ho avuto modo di conoscerti quando hai fatto le 5 puntate del mercato di Conegliano con Alberto di Cadelpozzo. Ma io vengo spesso da Alberto, lì da voi Conegliano mi piace il Veneto, oramai mi chiamano Sardea, Sardea, il mio cognome è cambiato. Quindi tra sorprese, tra cose, tra l'asiago, tra il prosecco e poi l'Alberto il pesce buono che si mangia, cercate il poggio, è un posto straordinario, io ci vengo volentieri, faccio un saluto all'amico Alberto e agli amici di Conegliano che lì è una zona grande, grande, ho avuto occasione di incontrare Zaia molte volte da lui, lì insomma che anche lui mi stima moltissimo, io stimo lui, insomma il Veneto mi appartiene. Certo. Ti vogliamo bene noi veneti, sai? Lo so, pure io sono affezionatissimo a lui, lo sai. Senti, noi come Veneto Globe pensiamo di fare un servizio utile alla popolazione, alle aziende, alle associazioni, facendo parlare le voci del territorio, voci dal territorio, per far sentire alla gente come passano, come vivono questo grave momento di pandemia dovuta al coronavirus. Tu che fai salute e natura, stiamo ritornando al passato, la natura ci sta facendo vedere qualcosa che è veramente importante, cioè tornate un attimo indietro. Allora, io secondo me, come la penso io, sono cattolico, credente, e questo è un segnale divino. Tu pensi che fino a poco tempo fa questi dell'ISIS buttano bombe dappertutto, adesso non si sentono più perché temono, ma non trovano nessuno che si vada, ma poi si sono ammalati pure loro. La Cina litigava con l'America, si sono ammalati pure loro, gli iraniani, si sono ammalati i giapponesi. Cioè, adesso si aiutano un mutuo soccorso l'uno con l'altro e perché si era uscito un po' fuori riga, come si dice, prima o poi potrà scoppiare una guerra e la guerra è peggio di questo che è successo, che la pandemia stai dentro casa, meno male, ma la guerra, questa dentro casa dove vuoi, ti arriva una bomba e sopperare. Quindi adesso c'è questo avvicinamento tra i popoli, delle famiglie, verso le piante, verso la natura, la pianticella che fino a ieri la buttavamo per aria, adesso la curiamo, la coccoliamo, mi mandano le foto, un vecchio libro che ci hanno regalato, che abbiamo comprato, che l'abbiamo sfogliato malapena, adesso ce lo ingoiamo tutto, ce lo prendiamo, oppure che ne so, io personalmente con la mia chitarra, poi ci la musica, ho scritto adesso una canzone, devo finire, che si chiama Io resto a casa, perché io resto a casa dove io pure la mia rosa che ho sempre trascurato, io riprendo il mio libro, riprendo i miei effetti, parlerò forse anche con mia figlia di più, fino a ieri scappava dal tempo di salutarla, e chi con la moglie, chi con il nonno, insomma si riprendono, si riallacciano i valori di una volta quando stavamo tutti in una casa col braciere o con una stufetta a chiacchierare, a parlare, che non c'è il telefono, ci sono i telefoni, ma tanto ti possono solo far parlare, ma non puoi uscire, quindi sei costretto a stare dentro e i valori tornano su. Guarda, è veramente straordinario in negativo per quanto riguarda alle persone in prima linea che vivono. Gli infermieri poverini, certo. Quelli che portano le ambulanze, quelli che stanno nel settore, che sono pure molti tanti, anche quelli cioè, il cuore spezzato, come ce l'ho per le famiglie, questi anziani soprattutto, che ci hanno lasciato. Però poi c'è l'altra parte, come le medaglie hanno sempre due parti. Allora noi chi ce l'ha fatto, chi ce la sta facendo, chi è dentro casa, deve approfittare della parte positiva di questo che è successo. Cioè, perché se ci piangiamo addosso non hai fatto niente, quindi è inutile piangersi addosso. Occupiamo la giornata scrivendo, inventando, chiamando qualche amico in più, un parente più che prima non avevi il tempo, adesso non possiamo più dire scusami non ho avuto il tempo di chiamarti zia e io sono impegnato, adesso nessuno può giustificarsi, nessuno, perché allora se tu non chiami ci deve sempre una carogna e non puoi telefonare alla zia o allo zio o all'altra, certo. perché adesso nessuno può trovare una giustificazione. Non c'è il pericolo che diventiamo troppo pigri?
No, no, quello no, perché poi questo è come la molla, e poi a un certo punto, quando sarà che usciremo, saremo ancora più caricati e capiremo ancora di più cosa significa il mondo esterno, valuteremo ancora di più l'igiene, il rispettare la natura, non essere invadenti, non essere gradini, buona donna, cioè capiremo tante cose che sono importanti, perché abbiamo passato questa pandemia che non è, cioè, sono ricordi e te li porti, anche perché poi non finirà subito, ci vorrà un po' di tempo perché il vaccino, allora avremo al mare, ci metteranno nelle cabine e avremo gli ombrelli per strada per non farci infettare, cioè ci saranno tante cose per un po' di tempo, e questo ci farà ripensare dopo a dire: beh, noi abbiamo una grande libertà, non l'abbiamo rispettata, perché anche questo fatto degli animali adesso, che è scappato adesso dal pipistrello, è scappato dal laboratorio, non si può, fatto sta che noi andiamo oltre, e quell'oltre poi ci porta ai peccato della pandemia. Dico, anche i cinesi, speriamo, adesso hanno detto tutti di far chiudere questi mercati dove ammazzano animali, pipistrelli che si mangiano pure. Basta, devono capire che il mondo è cambiato, serve l'igiene, serve la razionalità, serve qualcosa di diverso, se no altrimenti, come in passato, sempre da lì parte, poi da lì, poi noi non siamo stati bravi a chiudere tutto, non solo qualche aereo che arriva dalla Cina, ma dobbiamo chiudere tutti gli aeroporti, ma soprattutto quando l'abbiamo saputo, come ha fatto la Grecia, che la Grecia ha avuto pochissimi danni, subito hanno messo su mascherine, quelle, noi invece no, Milano, lì e Bergamo, Lombardia hanno pensato sì, ma tanto questo, tanto e tanto, si sono infettati loro moltissimo, e loro hanno portato l'infezione anche giù, perché giù non è che è arrivato così per caso in Calabria, qualche milanese che poi da lì è partito, l'hanno fatto passare, bisognava farlo passare, così avevano una pandemia localizzata e tutta l'Italia libera. Questo virus non sarebbe mai arrivato, invece adesso ce lo porteremo avanti anche qui a Roma, questo è purtroppo, noi siamo un po' fanfaroncelli a qualche volta, siamo stati poco attenti all'inizio, scusami, sfogo, ma non hai fatto... ci lavoro tutti i giorni con questa situazione, ve l'ho raccontata tutta. Hai fatto benissimo, io veramente apprezzo la tua disponibilità a questa intervista e spero sia utile. Naturalmente tu sei un grande conduttore televisivo, sei un grande, come si può dire, cultore della natura. Ti auguro un grande... Vi aspetto tutti sempre ogni sabato alle ore 13, anche 12.55 se vogliamo, Rete 4 sempre verde, perché lì la gente, abbiamo un grosso pubblico, grande successo, lì vede la natura, vede come comportarsi con la natura, vede il territorio italiano, vede anche l'amico Cadelpoggio Alberto e altri, e poi la sera del sabato a Striscia la Notizia, dove io anche lì parlo di natura, e si chiama anche lì Speranza Verde, la sera a Striscia è sempre verde, invece il sabato a Luna, sempre il sabato di Luca Santella, insomma, ecco. Grazie, io ti ringrazio infinitamente, un grande abbraccio, sono onorato di averti sentito. Ma sempre un piacere, perché ti voglio molto bene, lo sai. Una bella radio, grande esperienza, grandi anni passati e anche presenti, e anche in futuro, che avrete sempre grande successo. Un abbraccio a tutti voi. Grazie Luca, arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.